Allora, noi abbiamo imparato che il modello standard, quello in cui i ritorni sono una sequenza di variabili indipendenti, è un modello che non va. Ma se uno lo prende sul serio, un modo matematico di capire che cosa si assume, ce l'abbiamo qui. Vedete, questa è una sequenza di t ritorni a un giorno, per esempio. E qui guardiamo questa funzione p con t, state attenti che qui ho scritto p con t, prima ho usato la p da sola, adesso uso la p con t, perché questa è una funzione di t variabili, cioè di t ritorni successivi. In qualche modo potete pensare a questa come una densità oppure semplicemente una probabilità di realizzare una sequenza di ritorni pari a R1, R2, RT. Cioè è una probabilità congiunta di una sequenza di ritorni ben precisi. Allora, nel modello standard, se uno chiede ma come è fatta una probabilità come questa per una sequenza specifica di valori dei ritorni, beh, nel modello standard questa funzione si fattorizza nel prodotto di funzioni così. Cioè è il prodotto di della stessa funzione calcolata in tutti i ritorni della mia sequenza. Questa fattorizzazione, adesso magari chi non è dentro nella matematica non lo vede, ma diciamo fa tutt'uno con la indipendenza assunta nel modello. Praticamente questa fattorizzazione fa sì che non ci sia nessun condizionamento del ritorno che si realizza al tempo 1 sui ritorni successivi. Per avere condizionamento uno non può avere questa fattorizzazione, deve avere qui una funzione che non fattorizza. Allora, appunto, il problema allora è capire, una volta che uno sa che la funzione non è fattorizzata, capire come deve essere fatta questa funzione non fattorizzata, questa qui. Capite che quando io ho un buon modello per questa funzione, io conosco un sacco, perché conosco la probabilità di ogni possibile storia di ritorni giornalieri, cioè riesco a pesare le storie possibili del mio processo, quindi è una cosa molto molto importante. Peso le storie tenendo conto di come si condizionano via via i momenti, di come i momenti precedenti condizionano quelli successivi. Allora, una strada per capire come è fatta questa funzione e capire come è fatta questa funzione vuol dire veramente andare oltre il modello standard. Questo è il punto chiave che noi stiamo seguendo. Allora, un modo per capire come deve essere fatta questa funzione è tenere conto che chiaramente questa funzione è anche legata alla funzione con cui che avevamo incontrato prima. Ricordate, prima parlavamo della distribuzione dei ritorni su un certo intervallo. Bene, adesso io posso per esempio considerare un intervallo di t giorni e il ritorno totale su quell'intervallo è la somma dei ritorni sui t giorni. Va bene? Allora, quello che succede matematicamente è che se io conosco questa funzione, faccio presto a trovare questa funzione, che è quella che ho plottato in istogramma prima, ho fatto vedere che aveva le code. Il viceversa è difficile, cioè io conosco questa, empiricamente la conosco, ma non riesco a risalire a questa. È difficile da qui risalire a quella funzione. Mentre se io ho questa qui viene fuori di default, basta fare degli integrali. Ma c'è un qualcosa che però ci aiuta, perché se io guardo come sono fatte queste distribuzioni delle somme dei ritorni sugli intervalli, qui per esempio abbiamo intervalli tipo 5 giorni, qui intervalli di un giorno, vedete io ho delle curve, degli istogrammi che fanno così, che hanno queste code molto grosse perché siamo sempre in una scala logaritmica, quindi qui la gaussiana sarebbe una parabola, invece queste non sono parabole perché hanno le code. Bene, allora esiste una proprietà di simmetria che si chiama scaling e che entra anche nel titolo del progetto di ricerca
su cui non entro in dettaglio, che è una proprietà che dice che se io prendo queste due funzioni e riscalo opportunamente le funzioni e i loro argomenti, bene, esiste la possibilità di far combaciare un istogramma con l'altro, e questo può avvenire per tutti gli intervalli che considero. Allora, questa proprietà di riuscire a collassare, si chiama tecnicamente un procedimento di collasso degli istogrammi, rispecchia una simmetria del problema che si chiama scaling, ed è una simmetria che i fisici conoscono in tanti contesti della fisica dei sistemi complessi. Bene, la cosa importante agli effetti di questo problema è che noi abbiamo capito che l'esistenza di questa simmetria vincola molto fortemente la forma che deve avere questa P con T. Cioè il problema di risalire da questa funzione, che è quella di cui faccio l'istogramma di fatto, a questa funzione che è il peso della storia, la probabilità della storia specifica, questo percorso è fortemente facilitato, vincolato dal fatto che esiste la proprietà di scaling di cui ho parlato. Allora, sfruttando questa proprietà di scaling, quello che siamo riusciti a fare è dare delle espressioni molto sensate a queste probabilità congiunte che danno il peso delle storie, e su questa base abbiamo fatto dei modelli che utilizziamo in vario modo, anche per il prezzaggio di opzioni, eccetera. Cioè, in qualche modo siamo riusciti a uscire dal modello standard. E qui, per esempio, vi faccio vedere, questo è il diagramma per lo Standard & Poor's, non so, fra l'80 e il 2009, questo è lo storico. Questo è, per esempio, un analogo diagramma ottenuto per simulazione dopo aver calibrato il nostro modello sui dati storici. È chiaro che questa storia, per esempio, è chiaro che non presenta le crisi negli stessi anni in cui ce l'ha lo Standard & Poor's, sarebbe folle pensare che uno può riprodurre quello. Però la cosa che dovete considerare è che le caratteristiche di questo tipo di storia non sono dissimili da quelle, cioè sono poco dissimili da quelle della storia vera. Cioè siamo a un livello ben diverso dal confronto che avevamo fatto prima, quando abbiamo paragonato la storia del Dow Jones a una simulazione tramite modello. Vedete che qui c'è una bella differenza. Se io invece applico il modello con i condizionamenti, vedete che trovo delle storie che sono molto più plausibili, realistiche.